Spinta a terra, una ragazza finisce all'ospedale con trauma cranico, cittadini esasperati dall'escalation di violenza a Padova. Il prefetto spiega l'efficacia della zona rossa contro la criminalità. Il prefetto di Belluno querela per diffamazione l'associazione Alt Velox che continua a denunciare i rappresentanti delle istituzioni per l'uso dei Velox, perquisite sede dell'associazione Casa del Presidente. Trama in A4 a Sandonà, camionista ungherese di 53 anni colpito da malore mentre alla guida del suo tir riesce a bloccare il mezzo, poi si accascia senza vita sul volante. Svolta sulla morte della bambina di 17 mesi di Montebelluno in arresto cardiaco nel lettino, i genitori indagati per omicidio preterintenzionale, la procura sospetta un caso di sindrome da scuotimento. La richiesta di garanzia per l'ex guardia giurata Massimo Zen era già stata presentata e rigettata lo scorso anno, la notizia a poche ore dall'avvio della campagna per chiederne la liberazione. Battuta di caccia in laguna, le rassicurazioni della regione sulla licenza di Trump Junior non convincono il consigliere dei Verdi Zanoni, presentata un'interrogazione urgente mentre aumentano le denunce. Elezioni regionali dopo il giallo dei leghisti all'ipotesi di una discesa in campo del generale Vannacci, il padovano marcato lo attacca apertamente, in Veneto non c'è bisogno di una sua lista. Olimpiadi, esclusiva Antenna 3 a Cortina, viaggio nel cantiere della pista da bob con il commissario di governo e numero 1 di Simico, Fabio Saldini. Buonasera, bentrovati edizione regionale dei nostri telegiornali. Iniziamo subito con le notizie. La cronaca ci porta a Vicenza, Campomarzo, ancora un teatro di scene di violenza e degrado. Aggredita e spinta a terra una ragazza che finisce all'ospedale con un trauma cranico, cittadini esasperati. A sirene spiegate è arrivata in Campomarzo la pattuglia della polizia locale chiamata in tarda mattinata dai cittadini. Una scena che qui si ripete sempre più frequentemente. La discussione per un piccolo tamponamento stava degenerando. Coinvolto un soggetto conosciuto dalle forze dell'ordine che staziona abitualmente nella zona dello spaccio di via Gorizia. Ho visto dopo. Quella macchina lì ha fatto retromarcia e lui aveva la bicicletta, l'ha messa secondo me lì, secondo quello che dicono qua. Sì. E allora è nata una discussione con i cinesi. E allora ha chiamato i vigili e lui ha gridato. Sempre come litigato. Ah, sì? Anche io ho paura, io sono donna, non c'è uomo. Ci vorrebbe un DASPO per certi personaggi, se no non è più tranquillo. Chiedono soldi per tutto, se non li dai, insomma, sono pericolosi. Solo poche ore fa, infatti, in questa zona una ragazza è finita in ospedale con un grave trauma cranico proprio per non aver elargito l'elemosina a un senza tetto. Verso mezzanotte la giovane era uscita dalla stazione ferroviaria, ma è stata spinta violentemente a terra dall'uomo, furioso per non aver riscosso il denaro che le aveva chiesto. Nelle stesse ore, poco più in là, veniva sfondata da balordi la vetrina del bar Verdi di Piazzale Bologna. Insomma, un bollettino di guerra nelle ultime 24 ore per questa zona che dovrebbe essere il biglietto da visita della città. I residenti sempre più esasperati. E se ci spingono e ci buttano a terra, per noi è finita. Ecco, e quindi sia io che mio marito cerchiamo di uscire nelle giornate più chiare di giorno, perché poi a una certa ora ci ritiriamo e non ci muoviamo più. Gentaglia c'è, e questa gente non ha niente da fare, niente, non lavora. Come fa a vivere? Questo mi domando. Sabato c'era uno disteso per terra davanti alle macchinette delle bibite, ha distrutto la macchinetta per prendere i soldi e le cose che ci sono dentro. È chiaro che lasciamo campo libero per fare tutto quello che vogliono, quindi è necessario affrontare la situazione così come si deve. Naturalmente si devono richiamare le forze dell'ordine che facciano il loro compito molto assiduo, perché la sicurezza è un bene di tutti. E parliamo ancora di sicurezza. Da Vicenza a Padova sarà attivata domani per 60 giorni la zona rossa attorno alla stazione. Conto alla rovescia per l'attivazione della zona rossa nell'area della stazione di Padova. In sostanza aumenteranno i controlli delle forze dell'ordine, ma soprattutto, in caso di soggetti già noti e sorpresi in atteggiamenti aggressivi o molesti,
potranno essere allontanati da una zona che si estende fino a qualche centinaio di metri in tutte le direzioni dal piazzale della stazione. Si tratta di un provvedimento che mira a rendere più efficaci le misure di contrasto contro la delinquenza comune e ad assicurare anche una migliore fruibilità degli spazi da parte dei cittadini. Si tratta di un'area che è assolutamente fruibile da parte dei cittadini, quindi non ci saranno cinturazioni, anche se l'espressione zona rossa potrebbe evocare altro. Si tratta di una più efficace misura di controllo legata al particolare contesto urbano che consentirà alle forze dell'ordine di allontanare le persone che si rendono responsabili di condotte antisociali, quindi illegali, e nei cui confronti ci sono già dei precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, di reati contro la persona, porto abusivo d'armi per esempio, quindi anche contro il patrimonio. L'ordinanza sarà in vigore per 60 giorni, dal 6 febbraio al 6 aprile. Al termine di questo periodo sarà fatta una valutazione per comprendere anche l'impatto e l'efficacia che avrà avuto il provvedimento. Ognuno potrà liberamente circolare in quest'area che è stata perimetrata, che è stata individuata e chiaramente in presenza di determinati comportamenti che pongono in essere persone, ripeto, nei cui confronti ci sono già dei precedenti specifici, le forze dell'ordine potranno immediatamente allontanarli dalla zona. Ci sarà un servizio di vigilanza e di controllo molto articolato tra polizia, carabinieri, guardia di finanza con il supporto della polizia locale. Il prefetto di Belluno querela per diffamazione l'associazione Alt Velox, perquisite sede dell'associazione Casa del Presidente. Mattinata inaspettata per l'associazione Alt Velox, di cui oggi è stata perquisita la sede, così come l'abitazione del suo presidente Gian Antonio Sottile, assolutamente esterrefatto per essersi visto entrare in casa agenti di Digos, Scientifica e Polizia Giudiziaria. Questa mattina alle 7 della mattina personale della Questura di Belluno ha proceduto una perquisizione personale locale della mia casa e degli uffici dell'associazione Alt Velox, sequestrando il PC che usiamo ovviamente per le attività associative e i telefoni, ovviamente strumenti elettronici che usiamo per lavoro e che contengono tutti i dati sensibili e riservati di 4 anni di attività associativa. A motivare il provvedimento sarebbe stato un post del 15 gennaio pubblicato nel sito dell'associazione in cui si parlava del prefetto di Belluno Antonello Rocco Berton, all'epoca oggetto di 18 denunce da parte dell'associazione, oggi arrivate ad essere 25. È stata o non è stata commessa una diffamazione? Dirimere la questione sarà ora compito dei legali. Qui stiamo parlando che a seguito di una denuncia querela per una presunta diffamazione, il pubblico ministero ha disposto nel giro di pochi giorni una perquisizione personale con relativo sequestro. Intanto, proprio oggi si è svolta in prefettura una riunione dell'Osservatorio Provinciale della Sicurezza Stradale. Il comandante della Polizia Stradale ha illustrato l'esito degli accertamenti effettuati alla luce delle disposizioni introdotte con decreto del MIT e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2024. Nel mese di aprile è prevista una nuova convocazione dell'osservatorio per un riscontro definitivo dei dati. Dramma in A4 a San Donà, camionista ungherese di 53 anni colpito da malore mentre alla guida del suo tir riesce a bloccare il mezzo, poi si accascia senza vita sul volante. Con il malore in atto e che l'ha colta all'improvviso mentre stava guidando il suo tir con targa ungherese lungo l'autostrada A4 nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste, ha avuto giusto il tempo di accostare il proprio mezzo nella corsia di emergenza e accasciarsi al volante, oramai privo di vita. È morto così il camionista 53enne alle 6:30 del mattino dopo aver urtato nella manovra di emergenza contro le barriere di sicurezza laterali per circa 200 metri e non provocando comunque grossi danni al tir né agli altri mezzi in transito in quel momento, che non sono stati assolutamente sfiorati. L'incidente con la morte del camionista a causa di un malore che l'ha colto, come detto, all'improvviso. Sul posto i sanitari del 118 che hanno cercato, ma inutilmente, di rianimare il conducente. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A seguito del sinistro si sono verificati rallentamenti e code, ma non è stato necessario chiudere il tratto.
Sul posto, oltre a polizia stradale e vigili del fuoco, anche il personale di Autostrade Alto Adriatico. È svolta sulla morte della bambina di 17 mesi di Montebelluna. Siamo nel Trevigiano, in arresto cardiaco nel lettino. I genitori sono indagati per omicidio preterintenzionale. La procura sospetta un caso di sindrome da scuotimento. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale. Indagati i genitori della piccola Lavenda Odiode, la bimba di 1 anno e mezzo di Montebelluna, morta lo scorso 3 gennaio, dopo alcuni giorni di ricovero nell'ospedale di Padova. Il sospetto è che possa trattarsi di un caso di shaking baby, la sindrome del bambino scosso. La piccola avrebbe riportato gravi lesioni a livello cerebrale. A segnalare i primi dubbi sul malore proprio i sanitari dell'ospedale Patavino, che avevano avvertito la procura trevigiana. Da qui la richiesta dell'esame autoptico, da cui però non erano emersi traumi macroscopici, ma secondo gli accertamenti sarebbero state riscontrate lesioni gravi interne. Sono stati eseguiti anche i prelevi del cuore e di vari tessuti, oltre che di liquidi biologici. Una risposta si avrà soltanto fra alcuni mesi. Si attende anche la relazione dettagliata dell'esame autoptico. I genitori della bambina di origini nigeriane sapevano di essere stati indagati già il 16 gennaio, giorno in cui era stato effettuato il post mortem sulla salma, avendo nominato un proprio consulente che aveva assistito all'autopsia. Quel tragico giorno del malore era stata la mamma a trovare la bambina priva di conoscenza nella culla ed allertare subito il 118. La piccola, vista la gravità delle condizioni, era stata trasferita nel reparto di cardiochirurgia pediatrica a Padova, dove è morta qualche giorno dopo. Ora si attendono gli esiti degli ulteriori esami prima di formalizzare l'indagine, una tragedia che aveva sconvolto l'intera comunità di Montebelluna. La richiesta di grazia per l'ex guardia giurata Massimo Zen era già stata presentata e rigettata lo scorso anno. La notizia emerge a poche ore dall'avvio di una campagna per chiederne la liberazione. Una domanda di grazia per Massimo Zen, l'ex guardia giurata condannata a 9 anni e 6 mesi per la morte a Vedelago nel 2017 del giostraio Manuel Maior, era già stata presentata lo scorso anno dallo stesso Zen con un'istruttoria predisposta dall'avvocato padovano Alberto Berardi, ma in estate era arrivata dal Quirinale la comunicazione che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non aveva ritenuto di accogliere l'istanza. La notizia, tenuta riservata, emerge ora che per l'ex vigilante di Cittadella è partita una campagna civile e politica per arrivare alla sua liberazione. Il 54enne nell'aprile di 8 anni fa aveva esploso un colpo verso l'auto con cui a Vedelago una banda dedita ai colpi ai bancomat stava fuggendo nell'intento di fermare i banditi. Manuel Maior venne ferito a morte. Zen nel 2023 venne condannato in via definitiva a 9 anni e 6 mesi, pena che sta scontando nel carcere di Verona. Da Ponte di Nanto, in occasione dei 10 anni della sparatoria che coinvolse invece il benzinaio Graziano Stacchio, il consigliere regionale Gio Formaggio ha lanciato una campagna per ottenere la grazia per Zen. Lanciamo la richiesta di grazia per la guardia giurata Zen, che attualmente è in carcere per aver ucciso un bandito mentre stava facendo una rapina, e lui faceva il suo lavoro di guardia giurata. Ma la richiesta dunque è già stata formulata e rigettata nel 2024, malgrado il magistrato di sorveglianza fosse favorevole. L'avvocato aveva proposto che in caso anche di un condono parziale della pena, Zen potesse espiare il residuo con una misura alternativa che gli consentisse di lavorare e contribuire così a ristorare i danni ai familiari della vittima. Per ora il 54enne, che ha scontato poco meno di un quarto della pena, rimane in cella. Solo tra 1 anno e mezzo potrà accedere ai primi benefici carcerari. Battuta di caccia in laguna, le rassicurazioni della Regione sulla licenza di Trump Junior non convincono il consigliere dei Verdi Zanoni, presentata un'interrogazione urgente mentre aumentano le denunce. Donald Trump Jr. era titolato a sparare durante l'oramai famosa battuta di caccia di dicembre a Campagna Lupia? Le rassicurazioni dell'assessore regionale alla caccia Cristiano Corazzari, secondo cui i documenti del figlio del presidente degli Stati Uniti erano regolari, non sono sufficienti al consigliere di Europa Verde Andrea Zanoni. Dopo la denuncia ai carabinieri forestali di Mestre, anche e soprattutto per l'abbattimento di una specie protetta che avrebbe risvolti penali, Zanoni chiede in un'interrogazione urgente all'assessore di spiegare quale procedura sia stata seguita dagli uffici regionali.
Secondo Zanoni, infatti, non risulta che il Veneto abbia una norma che permette il rilascio del tesserino regionale di caccia a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel paese di provenienza. Sulla vicenda, già ripresa anche dai media d'oltreoceano, rimane però soprattutto l'abbattimento, tra gli altri della casarca o Tadorna feruginea, inserita da tempo tra le specie di anatre protette da norme nazionali ed europee, anche se da più parti si è sollevato il dubbio dell'impossibilità di stabilire chi tra i presenti abbia sparato il colpo fatale. E ora siamo alla politica con le regionali. Dopo il passaggio sabato scorso in Veneto di Vannacci, la Lega con l'assessore Marcato chiarisce che non ci sono possibilità di essere affiancati anche da una sua lista. Non ravviso la necessità di un apparentamento con la lista Vannacci. Ripeto, in Veneto decidono i veneti, come è giusto che sia, e non ci sarà alcuna lista Vannacci a sostegno di un candidato della Lega. Sgombra il campo da ogni dubbio Roberto Marcato per chi ancora poteva pensare ad una possibilità di collegamento in Veneto tra la Lega e il generale Vannacci. Ci pensa l'assessore regionale a chiarire le cose. Se ci dovesse essere una coalizione di centrodestra, come è quella uscente, abbiamo già Fratelli d'Italia che occupa quello spazio di destra e che interpreta in maniera assolutamente adeguata il trinomio Dio, Patria e Famiglia. E francamente non sentiamo l'esigenza di una lista Vannacci, e le dirò di più, insomma, finché io sarò in Lega non ci sarà alcuna lista Vannacci in Veneto a sostegno di un candidato della Lega. Un conto sono le europee, dove il nome del generale del mondo al contrario è servito a raccogliere preferenze in tutta Italia, ma per il Veneto e le regionali, chiarisce Marcato, è tutta un'altra cosa. La mossa sulle europee è stata una mossa tattica, mi auguro non strategica, in un momento particolare della Lega. Il segretario ha ravvisato la necessità di immettere nel nostro sistema un elemento di attrattività. Va bene, ci può stare, è una scelta legittima del segretario. In Veneto non abbiamo bisogno evidentemente di grandi mosse per il nostro consenso. Insomma, quello che noi dovevamo dimostrare l'abbiamo dimostrato. Anche perché in Veneto c'è la partita dell'autonomia. Ricordo anche che Vannacci, alla precisa domanda se fosse necessario o meno una legge sull'autonomia, ha detto che c'è il titolo quinto, questo basta e avanza. Questo per me è già più che sufficiente per non avere nessun tipo di rapporto con il generale Vannacci. Il centrodestra in Veneto deve essere trainato dalla Lega, conclude Marcato, che spiega i suoi desiderata. L'obiettivo è quello che è sempre stato, di andare con un centrodestra unito, a meno che non si metta in discussione la continuità della presidenza leghista. Qualora questo venisse messo in discussione, noi andiamo da soli, come abbiamo già detto. Dopodiché, se dovessi fare un ragionamento di cuore e di opportunità politica, per me rimane sempre la soluzione migliore, quella del tridente, cioè una lista Zaia, una lista Lega e una lista amministratori a matrice autonomista con un bel candidato della Lega, e avremmo la possibilità di dimostrare tutta la nostra potenza di fuoco. Sanità, i medici di base replicano alle dichiarazioni del presidente Zaia. Sentiamo. Noi abbiamo posto una questione in passato, adesso non abbiamo ben capito se tornerà fuori o meno, e la vediamo di buon grado, di poter ragionare sulle nuove assunzioni, non sui medici che oggi fanno già sto mestiere, ma se arrivano dei giovani, di poter valutare di assumerli, e quindi essendo diciamo strutturati, avranno le 36 ore alla settimana e faranno a tempo pieno il medico di base. Da liberi professionisti dunque a dipendenti del sistema sanitario come gli ospedalieri. Una richiesta che ora viene accelerata dal fattore PNRR, o meglio dalle 99 case di comunità che dovranno essere a regime entro metà del prossimo anno. È ben vista anche dalla CISL perché, dice il sindacato, ottimizzerebbe le risorse a vantaggio del cittadino. Secondo la categoria invece non è esattamente così, anzi il paziente perderebbe proprio il suo punto di riferimento. Questo tipo di rapporto convenzionato garantisce la libertà di scelta, garantisce il rapporto fiduciario medico-paziente, garantisce di fatto una continuità di cura che altrimenti verrebbe messa a rischio da una frammentazione dei rapporti
di collaborazione, di lavoro fra i vari professionisti. Palmisano aggiunge: e non accettiamo una frammentazione fra medici neoassunti, medici giovani che noi vogliamo tutelare fin dall'inizio, con i medici già in attività, e due diverse contrattualità vanno a cozzare fra di loro e non aiutano le sinergie. Questo vuol dire che se i medici più giovani rischiano di in qualche modo come dipendenti lavorare nelle case di comunità, i loro pazienti, quando andranno nelle strutture non troveranno più il proprio medico, troveranno i medici che a turno si ruoteranno. Il cittadino, appunto, che si rivolgerà a queste strutture, con le quali vanno definite anche le modalità di accesso, rischia di trovare ogni volta dei medici diversi. La categoria attende da mesi un tavolo con la Regione. Il compito di FIMG è quello di, insieme alla politica, e trovare il più possibile una sintesi per le riorganizzazioni territoriali. È possibile. E conclude: non è un problema di stipendio. Ci teniamo, ripeto, alla autonomia organizzativa. Vi faccio riflettere quanti colleghi medici, anche ospedalieri, stanno lasciando la sanità pubblica. E ora parliamo di Olimpiadi, un'esclusiva di Antenna 3 a Cortina, in viaggio nel cantiere della pista da bob con il commissario di governo e numero 1 di Simico, Fabio Saldini. La pista è lunga 1,8 km di costruzione, l'evento sportivo viene cronometrato in 1,470 km e quindi tutta la gara tra partenza, cronometro e arrivo è 1,650 km. 55-60 secondi di gara, un lampo per chi osserverà i missili umani lanciati sul budello realizzato a tempo di record sul vecchio tracciato dell'Eugenio Monti, che in esclusiva abbiamo percorso metro dopo metro, accompagnati da un cicerone d'eccezione, Fabio Saldini, commissario di governo e amministratore delegato di Simico. Saldini, adesso dove stiamo andando? Stiamo andando a vedere l'edificio che sarà della partenza e da dove partirà anche la preomologazione del prossimo 24 marzo. Poi vedremo una parte del guscio, ormai è ultimato, le prime curve sono ultimate, avrà modo di verificare sia il guscio, la qualità del guscio e anche la qualità della falegnameria. E allora andiamo. L'avventura inizia perciò dal punto esatto in cui gli atleti si spingeranno prima di salire sui loro mezzi dotati di pattini sterzanti. La qualità, l'elevata tecnologia si osservano a occhio nudo. Le finiture sono di altissima qualità, sono delle ditte artigiane locali, principalmente locali, che hanno realizzato sia il guscio, che è questa struttura in calcestruzzo che è la parte che verrà ghiacciata, 3 cm di ghiaccio, realizzata dai restauratori, e poi la parte in legno che noi vediamo sono le protezioni, si chiamano deflector, sono in legno di larice e hanno la venatura contrapposta alla direzione del bob, proprio per evitare che schegge ed altro entrino agli atleti che la percorrono. È un progetto difficilissimo, però come nota è incredibile, perché l'alta ingegneria, l'alta architettura di questa pista poi alla fine trova la sua realizzazione con la qualità degli artigiani, la qualità dei restauratori, cioè si unisce la grande invenzione degli ingegneri con la capacità degli artigiani di mettere a terra l'innovazione. I lavori procedono in linea con il cronoprogramma contro le Cassandre. Non ci sarà l'opzione B di Lake Placid, semplicemente perché non servirà. Anche il CIO ha fatto marcia indietro dopo aver constatato che quella di Cortina sarà la pista al mondo più moderna e più veloce, la prima e unica progettata anche per gli atleti disabili. È una pista spettacolare, un cantiere difficilissimo, devo dirle, che neanche io mi aspettavo così difficile, con un gruppo di donne e uomini, prevalentemente donne nella mia società, applicando il Digital Twin e il Building Information Modeling, che siamo riusciti a rivisitare il progetto, ad adeguarlo. Le imprese sono state spettacolari, gli artigiani spettacolari, come ha visto poi dallo sguardo delle persone che lavorano qui dentro, che capisce la determinazione per arrivare fino in fondo. Alla fine di febbraio inizierà la ghiacciatura dei 33 settori, collaudo per parti, per arrivare alla preomologazione il 24 marzo. La pista sarà consegnata il 15 di marzo, ci saranno 10 giorni di test event, qualche giorno di allenamento di chi è presente e poi nella parte rimanente del periodo, quindi fino ad ottobre, faremo tutte le opere complementari, anche quelle ambientali.
Lo sport ora, il grande calcio europeo ritorna sulle reti Media Nord-Est stasera e domani in diretta in esclusiva la Coppa del Re, la Coppa di Spagna. Lo storico trofeo è arrivato alla 122esima edizione che al vincitore l'accesso diretto all'Europa League mette una di fronte all'altra le principali compagini di Spagna. A partire dunque dalle 21 questa sera la sfida tutta madrilena tra Leganés e Real Madrid. Domani sera, questa volta alle 21:30, il duello tra Valencia e Barcellona e dunque appuntamento alle 21 questa sera sulla nostra rete. E per questa edizione del telegiornale è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.